Buonasera amici di Directa Sport, un saluto da Francesco Pala. Le immagini di Pierpaolo Agattao vi giungono in diretta da San Roch, il quinto trofeo città di San Roch che quest'oggi vedrà salire sul ring un totale di 28 pugili pronti come sempre a dare il loro meglio. Si partirà con i più giovani, anzi giovanissimi dello sparring io, per poi passare ai 10 match di pugilato olimpico tra under 15, under 17 e under 19 fino agli elite che chiuderanno questa serata. Insomma, c'è tanta carne al fuoco e siamo pronti a vivere assieme questa bellissima manifestazione pugilistica organizzata dall'Accademia Pugilistica San Roch. Si partirà dunque con gli ottavi di finale del Sparinghio, primo incontro che vedrà protagonisti Cristian Ledda e Andrea De Montis, che ancora però non vediamo prontissimi a bordo ring, quindi ancora qualche attimo di attesa prima di assaporare, di vivere assieme, come detto, il primo match di questa serata. Del primo incontro della categoria Sparinghio Canguri Gianzi. Ed ecco che dunque viene presentato e come il primo incontro della serata. Confermiamo dunque Cristian Ledda della SD Sesa Boxing che sfida Andrea De Montis della SD Boxing Sublanu. L'arbitro sarà Zanzi, giudici Venturo, Poerio e De Rosas, per un incontro della durata di 2 round da 1 minuto ciascuno. Cristian Ledda 10 anni all'esordio in un match ufficiale, Andrea De Montis invece 11 anni, esordio anche per lui. All'angolo rosso l'atleta Ledda Cristian. Associazione ASD Sesa Boxing. All'angolo blu l'atleta De Montis Andrea. ASD Boxing Sublano. L'incontro avrà 2 riprese da 1 minuto ciascuna. Eccolo che fa il suo ingresso sul ring, il giovanissimo Cristian Ledda all'angolo rosso. Angolo blu invece per l'11enne Andrea De Montis dell'SD Boxing Sublanu.
Saluto tra i due, tutto pronto per l'inizio del primo round dei due previsti da 1 minuto ciascuno, tra Christian Ledda, angolo rosso, e Andrea De Montis, angolo blu. Prima ripresa. Finisce dunque il primo round, la prima ripresa di questo primo incontro della serata qui a San Roque. Ci si disseta, si ascolta i consigli e poi pronti a ritornare a centro ring per l'ultimo round tra di loro. Incontro che, ricordiamolo, assegna il primo posto ai quarti di finale di domani, sempre qui a San Roque, che vedrà proprio protagonisti i giovani pugili dello Sparring Io. Buoni secondi. E questo è l'applauso del pubblico di San Roque a incitare i primi due protagonisti della serata, che ora possono cominciare anche il loro secondo e ultimo round. Ultimi 10 secondi. E termina qui dunque anche il secondo e ultimo round tra Christian Ledda, angolo rosso, e Andrea De Montis, angolo blu. Si conclude dunque il primo di 14 incontri in questo quinto trofeo Città di San Roque, la prima serata che vi stiamo raccontando dagli ex campi da tennis di Via al Mare. Attendiamo allora di conoscere anche il primo verdetto della serata. Chiaramente non c'è possibilità di un pari, essendo un incontro secco che assegna, come detto, un posto ai quarti di finale, quindi uno dei due avanzerà e avrà vinto questo incontro. Noi attendiamo chiaramente, come sempre, di conoscere l'esito del verdetto. Pugile al centro ring. Diamo lettura del verdetto. Vince ai punti l'atleta dell'angolo
Rosso. E vince ai punti all'angolo rosso Christian Ledda, che dunque passa ai quarti di finale e domani tornerà qui a Star Rock per continuare il suo percorso in questo quinto trofeo città di San Rock, categoria ovviamente Sparringhio Canguri. Andiamo avanti con il secondo incontro, sempre con la categoria Sparringhio Canguri. Andiamo subito rapidamente a presentare anche il secondo incontro di questa serata. Siamo sempre ovviamente nella categoria Sparringhio Canguri. All'angolo rosso ci sarà Alex Pirino dell'SD Sesa Boxing, sfida invece all'angolo blu Daniel Cisto dell'SD Victoria Box, chiedo scusa. L'arbitro sarà De Rosas, giudici Zanzi, Venturu, Poerio, per un incontro dalla durata di 2 riprese da 1 minuto ciascuna. Entrambi esordienti, entrambi 9 anni, davvero giovanissimi, alle prime esperienze sul ring davanti a un bel pubblico come quello di questa sera qui a San Rock. L'incontro avrà 2 riprese da 1 minuto ciascuna. Già pronto o quasi sul ring il giovanissimo Daniel Cisto, Angolo rosso Alex mentre si prepara a salire sul ring anche Alex Pirino all'angolo rosso. All'angolo blu Daniel Cisto, SD Victoria Box. Pugili al centro ring che si salutano tra di loro, pronti per il loro primo round. E comincia allora il primo round da 1 minuto tra Alex Pirino, angolo rosso, e Daniel Cisto, angolo blu. Ultimi 10 secondi, questa prima ripresa. Prima ripresa che finisce ora.
secondi. Chiamati al centro i due giovanissimi pugili per dar il via al secondo round, il secondo e ultimo round. E finisce qui dunque anche tra Alex Pirino dell'SD Sesa Boxing e Daniel Cisto invece dell'SD Vittoria Box. Attendiamo allora di conoscere chi si unisce a Christian Ledda ai quarti di finale di domani nella categoria Sparringhio. Diamo lettura del verdetto. Vince ai punti l'atleta dell'angolo rosso. E vince i punti all'angolo rosso Alex Pirino, e dunque passa al turno e va ai quarti di finale, unendosi così a Christian Ledda. Terzo incontro, sempre categoria sparringhio. Presentiamo anche il terzo incontro della serata, che vedrà protagonisti, sempre categoria Sparringhio Canguri, Michele Scotto, angolo rosso dell'SD Boxing Sublanu, sfida all'angolo blu Manuel Serra dell'SD Boxing Sant'Elia. Arbitro che sarà Venturu, giudici Cossu, Poerio e De Rosas. Incontro sempre dalla durata di 2 round da 1 minuto ciascuno. Michele Scotto, 10 anni, lui ha già fatto il suo esordio sul ring ottenendo un pari. Esordio invece per Manuel Serra, anche per lui 10 anni. E cerca dunque la vittoria al debutto in un match ufficiale sul ring. Il saluto tra Scotto e Serra. È il primo round che comincia ora.
Ultimi 10 secondi. E finisce qui dunque il primo round, che ha visto protagonisti Michele Scotto, angolo rosso dell'SD Boxing Sublanu, e Manuel Serra dell'SD Boxing Sant'Elia. Buoni secondi. Seconda e ultima ripresa. E comincia il secondo e ultimo round anche tra Michele Scotto e Manuel Serra. E finisce qui anche il terzo incontro della serata nella categoria sparringhio tra Michele Scotto e Manuel Serra. Attendiamo di conoscere chi sarà anche il terzo protagonista a passare ai quarti di finale. Così al centro ring, pronti a conoscere il verdetto. Vince ai punti l'atleta dell'angolo blu. E vince ai punti all'angolo blu Manuel Serra, che raggiunge Alex Pirino e Christian Ledda domani ai quarti di finale qui a San Roque nella categoria sparringhio. Andiamo avanti con il prossimo incontro e abbiamo Prossimo incontro che avrebbe visto protagonisti Riccardo Porcu, 9 anni, della SD Sesa Boxing, e Manuel Frau del Team Box Capai. In realtà è Riccardo Porcu ad avanzare di diritto ai quarti di finale. Ci sarà un walkover del pugile all'angolo rosso per ufficializzare il verdetto, e poi successivamente ci sarà un'esibizione che vedrà proprio Riccardo Porcu sfidare Andrea De Montis, che abbiamo già visto questa sera nel corso del primo incontro. all'angolo rosso l'atleta Riccardo Porcu. Ed ecco Riccardo Porcu che sale sul ring. All'angolo blu Frau Manuel. ASD Team Box Capai.
categoria sparringhio canguri dell'angolo blu non si è presentato. Ed ecco che viene anche ufficializzato L'arbitro che Manuel Frau della SD Team Box KI non si è presentato, dunque di diritto assenza il dell'avversario giovanissimo dell'angolo Riccardo blu. Porcu, l'angolo rosso, passa quindi ai quarti di finale. È pronto invece all'angolo blu Andrea De Montis per questa esibizione. Facciamo un applauso al piccolo che ha vinto per un walkover. Ed ecco che viene ufficializzato anche il passaggio del turno di Riccardo Porcu. Vince per walkover in assenza dell'avversario l'atleta dell'angolo rosso. Ed ecco quindi Porcu. l'ufficialità Difesa boxing. di Riccardo Porcu ai quarti di finale. Andiamo avanti con la manifestazione, risale l'atleta dell'angolo rosso Riccardo Porcu e all'angolo blu abbiamo l'atleta De Montis Andrea. Ed ecco che dunque anche dallo speaker viene ufficializzata l'esibizione tra Riccardo Porcu, fresco di qualificazione per walkover ai quarti di finale, Revisiona e Andrea De Montis, che invece ha perso il suo ottavo di finale nel primo incontro della serata contro Christian Ledda, rappresentante e proverà del dunque giovane. a rifarsi per gloria personale in questa esibizione contro Riccardo Porcu. 2 anni di differenza tra i due, 11 anni per Andrea De Montis, 9 invece per Riccardo Porcu, che si salutano a centro ring. Dovrebbero essere comunque 2 round da 1 minuto ciascuno. Prima ripresa. Finisce dunque il primo round di questa esibizione.
6 secondi. Seconda ripresa. Seconda ripresa dunque tra Porco e De Montis, che può iniziare ora. E finisce qui allora anche tra Riccardo Porcu e Andrea De Montis in questa esibizione valida come quarto incontro della serata. Diamo lettura del verdetto. Incontro pari. E l'incontro è pari allora tra Riccardo Porco e Andrea De Montis in questa esibizione tra giovanissimi, che chiude di fatto la serata per quanto riguarda la categoria sparinghio. Finale di domani. Allora vediamo se si procede subito con il primo incontro di pugilato olimpico, che vi spoileriamo sarà tra Diego Porru e Michael Pisano. Andiamo avanti. Cambiamo categoria. Andiamo all'Under 15. Ed ecco allora che si passa all'Under 15. I primi protagonisti sono, come detto, Diego Porru dell'ASD Accademia Pugilistica San Roque, quindi padroni di casa, contro Michael Pisano dell'ASD Boxing Sublano. L'arbitro sarà Cossu, con i giudici De Rosas, Venturu e Poerio. Incontro della durata di 3 round da 1 minuto e mezzo ciascuno. Diego Porru, 14 anni, 18 match per lui, 6 vinti, 5 persi e 6 pari al terzo incontro del 2026, dove finora ha ottenuto una vittoria. Nel mese di marzo invece per Michael Pisano è l'esordio ufficiale in un match di pugilato olimpico. L'incontro avrà 3 riprese da 1 minuto e 30. Giudici Venturu, Le Rosas e Puerio. Il saluto tra i due pugili pronti a combattere nel primo round da 1 minuto e mezzo. Prima ripresa. E comincia allora la prima ripresa tra Porru, angolo rosso, e Pisano, angolo blu. Studiano il colpo i due in zona centro ring.
Bene, qui Pisano che riesce a schivare il destro di Porru. Poi prova il contrattacco, portando vicino all'angolo il suo avversario, che poi allontana allo stesso Pisano. Chiamato uno stop l'arbitro Cossu. Ma si può riprendere. E finisce ora la prima ripresa tra Diego Porru e Michael Pisano. Fuori secondi. Chiamati al centro i due pugili per il loro secondo round, che comincia ora. Prova a partire forte qui Porru, cercando diversi colpi in serie. Bene, qui Pisano che trova un buon mancino. Prova quasi a tutto braccio invece Diego Porru ad arrivare al caschetto dell'avversario, senza però riuscirci perché Pisano è molto bravo a schivare i colpi. Qui però incassa il destro di Porru, poi prova il contrattacco. Bene, ancora in difesa, nonostante una guardia non particolarmente alta. Studiato così questo match. Bene, qui Pisano che prova a mettere tra angolo e corda il suo avversario e a colpire. Chiama stop Cossu, invitando Pisano a tenere alto il capo. Secondo round che finisce ora. Un pugno d'intesa tra i due che si portano ai loro rispettivi angoli, ascoltano le indicazioni da parte dei loro staff. Fuori secondi. Comincia ora il terzo e ultimo round tra Diego Porru, angolo rosso, e Michael Pisano, angolo blu. Prova a partire come accaduto nel round centrale Diego Porru. Ancora una volta Cossu interrompe per segnalare a Pisano di mantenere alta la testa. Sinistro, destro, impressionante qui di Diego Porru. Arriva dritto e pulito al caschetto di Pisano, animando anche il pubblico di San Roch. La reazione di Pisano, che trova lui a sua volta il caschetto di Porru. Una sensazione che
Si giocherà proprio fino all'ultimo colpo con Pisano che ha reagito come al doppio schiaffo, chiamiamolo così, del suo avversario. Avanza Pisano che porta all'angolo Porru, che sembrerebbe leggermente a corto di energie. Vediamo se si è tenuto qualcosa in tasca per gli ultimi secondi. In realtà finisce qui anche il terzo e ultimo round tra Diego Porru e Michael Pisano. Allora attendiamo di conoscere il primo verdetto della serata per quanto riguarda il pugilato olimpico in questo match di categoria under 15 tra il pugile all'angolo rosso Diego Porru dell'Accademia Pugilistica Sarroc e Michael Pisano invece angolo blu della SD Boxing Sublanu. Pugile al centro in attesa di conoscere il verdetto del loro incontro. Lettura del verdetto. Incontro pari. E l'incontro è pari e mi sento di dire giustamente due che hanno dato vita a un match molto molto equilibrato. E dunque finisce pari il quinto incontro di questa serata. Andiamo avanti sempre con la categoria under 15. Sesto incontro, ancora under 15, sarà l'ultimo incontro per quanto riguarda questa categoria. Vede protagonisti Matteo Pillitu dell'Accademia Pugilistica Sarroc che sfida Mattia Virdis del Boxing Club Knockout Utah con arbitro De Rosas, giudici Cossu, Poerio e Venturu. Incontro da 3 minuti da 3 round da 1 minuto e mezzo ciascuno. Ricordo ancora siamo in under 15. Matteo Pillitu 15 anni, 16 match per lui, 5 vinti, 7 persi e 4 pari, e alla ricerca della prima vittoria quest'anno, dove sono arrivate finora 2 sconfitte e un pari. Mattia Virdis invece 14 anni, 10 match per lui, 5 vinti anche per lui, 3 persi e 2 pari anche per lui, 3 incontri nel 2026 ma tutti vinti. E vediamo allora se questa sera continuerà il suo strike di vittorie in questo suo fortunato per ora 2026. Quindi due che sono praticamente pronti per il primo round. Ultimi accorgimenti a paradenti e caschetto e poi si andrà con il primo round. Prima ripresa. Comincia ora il primo round, la prima ripresa tra Matteo Pillitu e Virdis. Mattia Virdis, due che hanno cominciato subito forte. La risposta di Sarroc si va a sentire. Ancora qui Virdis che va subito a cercare di trovare il caschetto dell'avversario, che però non... Intanto uno stop chiamato dall'arbitro. I due che riprendono a combattere. Ancora Virdis che poi viene portato in zona corda da Pillitu. Alla fine i due si abbracciano, si strattonano, si allontanano. Un grande primo round tra questi due.
Ancora una volta è l'arbitro De Rosas a interrompere la veemenza dei colpi dei due. Attacca forte Pillittu. Non si stanno per nulla risparmiando i due. Destro forte qui di Virdis, che poi cerca anche il mancino, invece trova di nuovo il destro. Prova a reagire qui Pillittu, intanto è finito il primo round. E che primo round, mi viene da dire, tra Matteo Pillittu e Mattia Virdis. Infatti questo è l'applauso di Sarroch. Secondi. Comincia allora il secondo round tra Matteo Pillittu, angolo rosso, e Mattia Virdis, angolo blu. Prova ad avanzare qui Pillittu, con Virdis che studia la risposta, che arriva, e come si arriva, con De Rosas che deve interrompere nuovamente l'avanzata cattivamente sportiva dal punto di vista chiaramente dell'agonismo che c'è sopra il ring. Stavolta De Rosa sa far notare a Virdis di colpire con la parte corretta del guantone. Destro tentato da Pillittu, che prova a portare alla corda Virdis, che si libera alla morsa del suo avversario. Poi si perde l'equilibrio qui Pillittu, ancora De Rosas che invita Virdis a non colpire nella nuca. E poi sinistro forte di Virdis e preciso, dritto sul volto. Poi ancora Virdis. Pillittu prova a rispondere con Virdis che schiva molto bene, poi risponde. E De Rosas chiama lo stop, anzi in realtà è finito anche il secondo round. Un incontro che sta davvero volando, vista la bravura dei due protagonisti sul ring. Secondi. Terza e ultima. E comincia il terzo e ultimo round tra Matteo Pillittu e Mattia Virdis. Avanza Virdis che trova un grande destro, poi non va a segno il secondo, usa anche il montante qui Pillittu. De Rosas chiama lo stop, invita a non tuffarsi l'uno verso l'altro ai due. Eccola la risposta di Pillittu, anche attraverso l'uso del montante. Tutto braccio ci prova qui Virdis. Ancora una volta è De Rosas a interrompere. Si riprende. Ultimi colpi di questo incontro, il sesto di questa serata.
perso il paradenti qui Matteo Pillittu, e per un attimo sembrava avesse qualche problema, fortunatamente non è così. Si riprende a combattere con Pillittu che colpisce dritto sul volto il suo avversario, che infatti perde anche un po' di sangue dal naso, ma finisce qui anche il terzo e ultimo round tra Matteo Pillittu e Mattia Virdis. Curiosissimi di conoscere anche il sesto verdetto di questa serata. Pugile al centro ring. Lettura del verdetto. Incontro pari. E l'incontro è pari tra Matteo Pillittu e Mattia Virdis. Anche loro davvero hanno dato vita a un grande incontro, anche equilibrato, con tantissimi colpi ambo le parti. Giusto il pari anche in questo caso. E si conclude così, si ufficializza e si mette a referto anche il sesto incontro di questa prima serata qui a San Roque del quinto trofeo Città di San Roque. Allora, settimo incontro della serata, che vede protagonisti all'angolo rosso nella categoria Under 17, ve lo ricordo, Mattia Vacca dell'Accademia Pugilistica San Roque, che sfida Manuel Foddi dell'SD Palestiche. Arbitro sarà Zanzi, giudici Poerio Venturu e De Rosas, per un incontro della durata di 3 round da 2 minuti ciascuno. Mattia Vacca, 16 anni, 24 match per lui, 13 vinti, 5 persi e 6 pari. Al suo secondo incontro del 2026, arriva in generale da 4 sconfitte consecutive, quindi c'è tanta voglia di rivalsa personale e proverà a trovarla con Manuel Foddi. 15 anni per lui, 10 match, 4 vinti, 4 persi e 2 pari. Arriva dalla vittoria del 23 maggio di Decimo Manu. I due si sfidarono proprio qui a San Roque, pensate, nel 2024. All'angolo rosso, l'atleta E sono pronti a farlo anche in questo fine giugno 2026. E questo tutto il sostegno del pubblico. L'angolo blu, l'atleta Manuel Foddi. Sale sul ring anche Manuel Foddi, mentre è già quasi pronto con il caschetto sul capo Mattia Vacca, padrone di casa dell'Accademia Pugilistica San Roque. L'incontro avrà 3 riprese da 2 minuti ciascuna. Questo saluto tra i due. Sta per cominciare il primo round da 2 minuti tra Vacca, angolo rosso, e Foddi, angolo blu. Anche loro provano a partire subito forte, con l'arbitro Zanzi che chiama subito un primo stop. Destro-sinistro provato qui da Mattia Vacca. Lucido a rispondere Manuel Foddi, che poi però deve subire una nuova avanzata di Vacca.
difende con guardia alta in questo caso Manuel Foddi. Fatti sentire. Vai. Non mollarlo. Tutti. Vai Manu deciso. Non leva la guardia. Vai Manu. Bravo, non mollare. Prova a liberarsi da una zona non particolarmente positiva per lui. Vacca che si allontana dalla corda con Vai Manu. Foddi che prova invece a riportarlo proprio in quella zona in particolare. Finisce intanto il primo round. Primo round dove i due hanno provato a studiare il colpo migliore. Non si sono però al contempo risparmiati. I colpi sono arrivati come. Allora tempo dei consigli. E poi sarà ripresa centrale. Secondi. Vai Manu deciso. Comincia allora la ripresa centrale Ripresa. tra Mattia Vacca e Manuel Foddi. Dai Manu. Stop chiamato qui da Zanzi. Allora si riprende. Cercano entrambi il colpo col mancino. Dai Manuel. Destro qui di Foddi che innesca poi la reazione chiaramente di Vacca. Va a vuoto il colpo di Foddi, allora prova ad approfittarne proprio Vacca, che però indietreggia, allora permette proprio a Foddi di avanzare verso di lui. Chiama lo stop qui Zanzi, si può riprendere nuovamente. A vuoto destro e sinistro di Vacca. Con Foddi che prova ad andare a tutto braccio. Altro stop qui, interviene Zanzi. E finisce anche il round centrale, secondo, tra Mattia Vacca e Manuel Foddi. Fuori secondi.
terza e ultima ripresa. Terzo e ultimo round dunque tra Vacca e Foddi. Altro incontro molto equilibrato nel pugilato olimpico. Vedremo se ci sarà un vincitore, con Foddi che parte forte, prova a chiudere all'angolo il suo avversario, che però si libera bene, trovando poi una posizione un po' più centrale del ring. Altro intervento qui di Zanzi. Destro e sinistro qui di Vacca. Chiama il break qui Zanzi. Avanza forte qui Foddi, provando a cogliere di sorpresa Vacca. Altra trattenuta. E ancora Zanzi che interviene, chiede scusa a Manuel Foddi. Rischia qui di perdere l'equilibrio Mattia Vacca. C'è stato, se non erro, anche un colpo alla nuca, come fatto notare dall'arbitro Zanzi. Ultimi 10 secondi dunque di questo settimo incontro della serata. Sono gli ultimi colpi e finisce qui tra Mattia Vacca dell'Accademia Pugilistica Sarroch e Manuel Foddi dell'SD Palistiche. Pugili al centro ring stanno per conoscere l'esito del loro incontro. Diamo lettura del verdetto. Vince ai punti l'atleta dell'angolo rosso. E vince all'angolo rosso Mattia Vacca, che come dicevamo in fase di presentazione arrivava da 4 sconfitte consecutive, striscia interrotta con il pugile dell'Accademia Pugilistica Sarroch che ritorna così alla vittoria. Andiamo avanti con Ottavo incontro della serata, protagonisti nella categoria Under 17, Nicolo Martis dell'Accademia Pugilistica Sarroch sfida Damiano Pillitu dell'SD Boxing Club Knockout Uta. L'arbitro sarà Poerio, giudici Cossu, De Rosas e Zanzi. Incontro della durata di 3 round da 2 minuti ciascuno. Nicolo Martis 16 anni, 9 match per lui, 2 vinti, 3 persi e 4 pari. Per lui 2 vittorie su 2 nel 2026. Damiano Pillitu invece 15 anni, 28 match disputati, 11 vinti, 8 persi e 9 pari. È al quinto incontro dell'anno che in precedenza ha vinto in 3 occasioni. Ha
arriva da una sconfitta. ASB Knockout Ulta. I due sono pronti sul ring. Ultimi accorgimenti per i caschetti 2 minuti ciascuno. e si può andare con il primo round tra i due. Comincia allora il primo round da 2 minuti tra Nicolo Martis, angolo rosso, e Damiano Pillittu, angolo blu. Subito uno stop di Poerio che invita Pillittu a tenere alto il capo. Prova Martis invece a prendere l'iniziativa. Bene, anche Pillittu, anche stavolta è Poerio a intervenire. Si riprende a combattere. Sinistro sul volto, poi gancio destro per Martis, che trova un altro gancio destro. Rischia qui di perdere l'equilibrio proprio Martis, portato da Pillittu in zona corda. Interrompe per un attimo Poerio, poi i due riprendono a combattere. Tanti colpi ravvicinati ambo le parti. Poerio invita i due a non tuffarsi l'uno verso l'altro. Sinistro poi di Pillittu. Ancora Poerio che interrompe i due. Tenuta prolungata tra i due. E poi destro forte qui di Martis. Ultimi 10 secondi intanto di questa prima ripresa. Prima ripresa che finisce ora tra Nicolo Martis e Damiano Pillittu. Secondi. Parte anche il round centrale tra Nicolo Martis e Damiano Pillittu. Sinistro, destro qui tentato da Martis, che poi incassa il colpo di Pillittu. Avanza ancora il pugile all'angolo blu. Non è Poerio che chiama ora lo stop. Ancora l'avanzata di Pillittu, placata praticamente da Martis, che poi colpisce tutto destro. Ancora Poerio a interrompere il round
si riprende con Martis che prova ad avanzare. Pillito reagisce riportandosi al centro del ring, ritrova però a subire i colpi dell'avversario. Destro qui di Martis. Reazione di Pillito, che trova anche un buon montante sinistro. Vedremo se la sua strategia alla fine pagherà. Capo in alto dice Poerio, si può riprendere. Ultimi 10 secondi di questo secondo round. Prova a darsi una mano anche con l'aiuto della corda Pillito, mentre intanto è finito anche il secondo round tra i due. Fuori secondi. Comincia il terzo e ultimo round dunque tra Nicolo Martis, angolo rosso, e Damiano Pillito, angolo blu. Destro di Martis che poi prova anche il sinistro che va vuoto. Allora Pillito prova in qualche modo a reagire, riportandosi a centro ring. A vuoto il sinistro. Avanza allora Martis, che riporta nuovamente Pillito in zona corda, interrotto da Poerio. Ultime energie da spendere per i due, con Martis che sembrerebbe averne leggermente di più. Ancora un altro intervento di Poerio. Vediamo se Pillito si è conservato qualcosa per queste ultime battute dell'ultimo round contro Martis. Anche Poerio qui che schiva il colpo di Martis, che porta Pillito all'angolo e continua a colpire. Ancora Poerio che invita a non spingere i due. Ultimi 10 secondi intanto, anzi finisce così l'ottavo incontro della serata tra Nicolo Martis e Damiano Pillito. Attendiamo di conoscere anche l'ottavo verdetto di questa serata, poi da scaletta dovrebbero esserci 10 minuti di pausa. Intanto però siamo curiosissimi di conoscere l'esito del verdetto.
Bene, l'incontro è pari tra Nicolo Martis e Damiano Pillittu. Questo l'esito del verdetto. Allora, confermati 10 minuti di pausa che ci prendiamo anche noi. Noi ci ritroviamo ovviamente in diretta da Sarroch per il 9° incontro della serata. A tra poco. Integratori fanno davvero la differenza. Gli integratori possono essere un valido supporto, ma dovrebbero essere assunti solo se c'è un'effettiva carenza, oppure sotto la guida di un nutrizionista, capace di basarsi su evidenze scientifiche ed esperto della nutrizione. L'integrazione deve essere prima di tutto consapevole. Qui alla Steve Sport possiamo aiutarti in linea con il professionista che ti sta seguendo a scegliere la giusta integrazione. Puoi trovare infatti integratori di alta qualità atti a supportare il tuo benessere fisico e anche ad aiutarti a crescere la tua performance, sia che tu sia uno sportivo o che desideri semplicemente mantenere uno stile di vita sano. Vieni a trovarci dal lunedì al sabato in via Mercale 2 a Cagliari. La tua palestra in casa, cosa ti serve davvero? Allenarsi in palestra è la cosa migliore che possa fare perché sei seguito dal tuo trainer in tutta sicurezza. Ma se la tua vita è molto frenetica, l'allenamento a casa è la migliore opzione possibile. Qui alla Steve Sport possiamo darti una mano per personalizzare il tuo home fitness e soprattutto garantirti la stessa affidabilità dei materiali che trovi in palestra. La scelta del tappetino è fondamentale per eseguire esercizi di yoga, stretching o addome. La panca dovrà essere stabile e adatta al tuo peso e al carico con cui ti dovrai allenare. Manubri e kettlebell devono essere adatti al tuo allenamento. Elastici di diverse gradazioni possono essere utili ad allenare qualsiasi distretto muscolare. Se anche tu stavi pensando di costruire la tua home gym, affidati alla Steve Sport. Le proteine in polvere sono fondamentali per la costruzione e il recupero muscolare e ne esistono di diverse tipologie, di diverse microfiltrazioni e anche di diverse fonti. Ci sono le sieroproteine del latte, sono di rapida assimilazione e ideali per il post-allenamento. Le caseine ad assorbimento lento, ottime per il recupero notturno. Per gli intolleranti al lattosio, le proteine dell'uovo sono indicatissime, sono di alta qualità e con un alto valore biologico. Poi ci sono le proteine vegetali che, pur non avendo lo stesso profilo aminoacidico della sieroproteina del latte, sono di ottima qualità. Ormai lo sai, queste e tante altre proteine
Non solo, tanti altri integratori li trovi alla Steve Sport. Hai poco spazio in casa ma vuoi attrezzatura di livello che non comprometta la tua sicurezza? Il salvaspazio che proponiamo alla Steve Sport va al di là del generico richiudibile. Abbiamo soluzioni per ogni esigenza, dal cardio alle strutture come rack o per allenamento funzionale. Ricorda che però il salvaspazio per noi deve porre priorità alla sicurezza. Per questo evitiamo macchinari e soluzioni che vadano a compromettere la tua incolumità. C'è salvaspazio e salvaspazio. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Stringere tra le mani la storia. Una storia lunga 3 generazioni, fatta di passione e di creatività, dove l'innovazione e la ricerca si fondono con la tradizione artigianale italiana alla ricerca della perfezione. Sempre. Questo è lo spirito della famiglia Leone che dal 1947 sceglie
Bentornati in diretta, amici di Directa Sport. Sta per cominciare il nono incontro della serata. Siamo ormai davvero nel vivo di questa prima serata del quinto trofeo città di Sarroch. E allora vengono presentati i prossimi protagonisti con Mattia Zanda, angolo rosso per la categoria Elite della SD Sesa Boxing, che sfida Salvatore Soggio, l'angolo blu della SD Gilser Box. Arbitro Venturu, giudici Zanzi, Poerio e Cossu. Sono già praticamente pronti i due sul ring. Andiamo a conoscerli meglio. Mattia Zanda, 20 anni, 11 match per lui, 2 vinti, 7 persi e 2 pari. Cerca una vittoria che manca da febbraio 2025. Salvatore Soggio invece, 22 anni, 4 match per lui, 1 vinto, 3 persi. Anche per lui c'è tanta voglia di ritrovare la vittoria che manca dal novembre del 2024. Allora, per uno dei due, qualora chiaramente ci dovesse essere un esito favorevole per uno dei due, quindi uno dei due dovesse uscire vittorioso, sarà sicuramente una grande soddisfazione personale sfatare ormai quello che è diventato per loro un tabù sul ring. Intanto l'arbitro Venturo che permette ai due di salutarsi tra loro, far partire anche quello che sarà il primo di 3 round da 3 minuti ciascuno. Il primo round che comincia ora. Prova Zanda a prendere l'iniziativa con l'arbitro Venturu che lo invita a non tuffarsi verso l'avversario. I due che riprendono a combattere, studiano il colpo a centro ring e ancora Zanda, a dire il vero, a cercare l'iniziativa. Tentativo di gancio destro qui di Soggio. Centro ring per Zanda che aspetta il momento giusto. Avanza qui Zanda, si difende senza particolari problemi, a dire il vero Soggio. Destro di Soggio, poi sinistro invece di Zanda. Sinistro di Soggio. Chiamano stop qui Venturu. Colpi ravvicinati qui di Zanda. Intanto ultimi 10 secondi. Doppio gancio destro di Soggio. E finisce così il primo round tra Mattia Zanda, angolo rosso della Sesa Boxing, e Salvatore Soggio, angolo blu della Gulsier Box.
secondi. Seconda ripresa. Comincia il secondo round dunque tra Mattia Zanda e Salvatore Soggiu. Ripresa centrale tra i due. Primo round a ritmi piuttosto bassi. Vedremo se il canovaccio cambierà in questo secondo round, con Soggiu che prova ad avanzare verso Zanda. Ancora tanto studio alla ricerca del colpo giusto. Zanda va per il gancio sinistro. Ancora una volta qui il sinistro di Zanda, che qui lo usa per fintare e poi andare col destro. Testa basta qui per Zanda, glielo fa notare Venturu. Soggiu prova anche il montante destro, prova un po' a esplorare tutte le possibili soluzioni per arrivare al colpo su Zanda. Destro qui di Soggiu che prova a portare nei pressi della corda il suo avversario, non riuscendoci, perché poi è bravo Zanda a riprendere una zona più centrale del ring. Anche se ora è nuovamente Soggiu a provare l'avanzata. Qui c'è una trattenuta piuttosto reiterata con Venturu che lascia proseguire il round. Ultimi 10 secondi intanto. E finisce così anche il secondo round tra Mattia Zanda e Salvatore Soggiu. Fuori secondi. Terza e ultima. Comincia il terzo e ultimo round dunque tra Mattia Zanda angolo rosso e Salvatore Soggiu angolo blu. Incontro piuttosto equilibrato. Vediamo se uno dei due prevarrà in questa ultima ripresa. Soggiu che prova in maniera più decisa a colpire l'avversario, che si difende e contrattacca, ma è ancora Soggiu a cercare il gancio destro. Guardia molto alta per Zanda, che si difende, prova a capire come contrattaccare.
Avanza Soju, la risposta però di Zanda che non si fa attendere. Continua a difendere con la guardia alta, allora prova ad approfittarne Soju per colpire in zona del costato. Altra trattenuta piuttosto reiterata, sinistro di Zanda, che poi colpisce anche col destro. Venturo lascia proseguire. I due che non si mollano. Allora montante di Zanda che prova ad avanzare anche con l'utilizzo del gancio. La risposta poi di Soju con Venturo che interrompe per un utilizzo errato del guantone da parte di Salvatore Soju. Secondo richiamo consecutivo per Soju, per lo stesso identico motivo. Intanto qui arretra Zanda, allora prova ad approfittare di questo momento Soju. C'è un problemino, forse un polso per Zanda. Venturo che prova a capire le condizioni del pugile all'angolo rosso, che sembra poter proseguire senza troppi problemi, con Soju che invece addirittura perde l'equilibrio. Evidentemente comincia a calare anche l'umidità qui a Sarroch, nonostante una temperatura piuttosto alta. I primi problemi di grip sul ring che cominciano a farsi vedere. Ancora Soju quasi a tutto braccio con le energie rimanenti a colpire l'avversario. Ancora Soju con Zanda che quasi fa resistenza per non indietreggiare. Allora cerca ora la risposta con Soju che abbassa tanto il capo. Infatti Venturo gli dice proprio di alzarlo. E finisce qui con un bel abbraccio tra i due. Finisce anche il nono incontro della serata tra Mattia Zanda e Salvatore Soju. Indubbiamente un ultimo round più emozionante degli altri due. Allora attendiamo di conoscere un verdetto più che mai incerto. E vediamo allora chi dei due sfaterà il tabù della vittoria, se uno dei due riuscirà a farlo. C'è chiaramente anche l'ipotesi pari, vediamo se i due riusciranno a scongiurarla e a trovare chiaramente una vittoria che per Zanda manca dal febbraio 2025, per Soju addirittura dal novembre del 2024. Pugile centro ring. Diamo lettura del verdetto. Vince ai punti l'atleta dell'angolo rosso. E vince ai punti all'angolo rosso Mattia Zanda, che dunque dopo più di un anno ritorna alla vittoria. Lo fa contro Salvatore Soju. E questo è il saluto all'arbitro Venturo. E ancora i due che si abbracciano, si salutano e lasciano il posto ai prossimi protagonisti che daranno vita al 10° incontro della serata. Si tratta di Simone Palla all'angolo rosso ed Emanuele Lombardi angolo blu. Siamo tornati nella categoria under 19. Simone Palla angolo rosso dell'Accademia Pugilistica Sarroch, Emanuele Lombardi della Victoria Box. L'arbitro che sarà De Rosas e giudici Venturo, Poerio e Zanzi. Incontro da 3 round per 3 minuti ciascuno. Anzi no, andiamo con la categoria under 19. Arbitro De Rosas. E confermiamo allora con Simone Palla, 16 anni, 28 match per lui, di cui 12 vinti, 11 persi e 5 pari. Anche per lui Sarroch ha portato bene, vista la vittoria ottenuta nel mese di marzo
Emanuele Lombardi invece 17 anni, 5 match per lui, 2 vinti, 2 persi, 1 pari. E al terzo match del suo 2026 dove finora ha ottenuto 2 vittorie su 2. SD Accademia Pugilistica Sarroc. All'angolo blu l'atleta Emanuele Lombardi. ASD Vittoria Box. L'incontro avrà 3 riprese da 3 minuti ciascuna. Il cambio di caschetto qui per Emanuele Lombardi, evidentemente qualche problema tecnico. Allora si attende il nuovo caschetto che arriva ora. Viene sistemato Emanuele Lombardi. Arbitro De Rosas che intanto si accerta della correttezza di Simone Palla, il suo caschetto, paradenti a guantoni. C'è ancora qualche problemino tecnico per Emanuele Lombardi con Simone Palla che intanto è pronto e attende il suo avversario sul ring. Problemi ripristinati, se ne accerta anche De Rosas. Allora è tutto pronto per l'inizio del primo di 3 round tra Simone Palla, angolo rosso, ed Emanuele Lombardi, angolo blu. Prima ripresa che comincia ora. Lombardi a prendere la prima iniziativa con la risposta però di Simone Palla che colpisce forte il suo avversario. Gancio sinistro molto importante del pugile all'angolo rosso. Avanza poi Lombardi. Palla prende il centro ring, studia il colpo. Lombardi prova a muoversi con Palla che invece avanza verso di lui provandolo a chiudere tra angolo e corda. Interrotto per un attimo De Rosas. Rischia di perdere l'equilibrio qui Lombardi con Palla che prova chiaramente ad approfittarne con l'avversario all'angolo. Poi però è bravo Lombardi a riprendere una zona un po' più centrale con Palla che capisce però le intenzioni e colpisce con la risposta chiaramente di Lombardi che non può subire continuamente le avanzate di Palla con così tanta facilità. Altra serie di colpi tanto ravvicinati e anche tanto forti. De Rosas intanto ha chiamato un break. Il coach di Lombardi che lo invita anche a utilizzare il montante
Vedremo se e quando il suo allievo lo ascolterà. E chiaramente metterà eventualmente in pratica. A vuoto qui l'attacco di Lombardi. Tanto movimento per Lombardi con palla che manda a vuoto montante sinistro. Ultimi 10 secondi intanto. Trattenuta reiterata qui tra palla e Lombardi. Con De Rosas che invita Lombardi ad ascoltare i suoi avvisi. Intanto è finito il primo round tra palla e Lombardi. Buoni secondi. Seconda ripresa. Comincia il secondo round. Ripresa centrale tra palla e Lombardi. Destro forte qui di Lombardi. Dritto sul volto di Simone Palla, che poi reagisce. A vuoto il destro di Lombardi, a vuoto anche quello di Palla. Altra trattenuta, per ora De Rosas lascia combattere, ora però interrompe. Altro destro qui di Lombardi, sinistro a vuoto invece di Palla. Avanza qui Lombardi, i due entrano a contatto. E poi Palla che studia bene l'attacco perché riesce in qualche modo a portare verso l'angolo il suo avversario. Che poi nel giro di pochi frame riesce comunque a togliersi di dosso la presenza di Palla. Ancora Lombardi prova a usare tutto il suo braccio per arrivare a segno, mentre De Rosas aveva per un attimo interrotto. Reazione di Palla ai colpi in successione di Lombardi. Ancora destro-sinistro di Palla efficace. Sembra una strategia che per ora paga. Ultimi 10 secondi intanto. Mentre De Rosas chiama un break. Si riprende gli ultimi secondi. È proprio sul gong che Simone Palla aveva provato nuovamente a riportare Lombardi all'angolo. Il gong a interrompere questa avanzata. Dunque finisce la ripresa centrale tra i due e ci saranno allora a disposizione gli ultimi 3 minuti
per provare a strappare questo 10° incontro della serata. Fuori secondi. Terza e ultima ripresa. Comincia allora il terzo e ultimo round tra Simone Palla ed Emanuele Lombardi. Con Palla che avanza, portando nuovamente alla corda Lombardi, che prova la risposta. E in quel momento che Palla capisce di poter attaccare in maniera efficace, è quasi a passo felpato che prova a riportare Lombardi in zona corda. Sinistro di Lombardi, poi trova anche un buon gancio destro. A vuoto qui Lombardi, allora Palla che ritrova nuovamente un altro attacco efficace. Approfittatore, mi verrebbe da dire, Simone Palla, in questi 2 round e mezzo, diciamo così. Tenta qui il sinistro Lombardi, va praticamente a vuoto. Allora ancora Palla con il sinistro, trova il caschetto, poi si avventa sul suo avversario portandolo all'angolo, con Lombardi che poi ritrova il centro del ring. A piccoli passi, però è sempre Palla a portare verso la corda Lombardi. Ancora Palla qui in risposta all'iniziativa presa da Lombardi. Tentativo di montante qui di Palla che va a vuoto. Lombardi però non riesce a reagire, viene nuovamente portato in zona corda da Palla. E poi però non lo molla, allora De Rosas che dice ai due di separarsi. Ultimi 10 secondi intanto. E finisce qui anche il terzo e ultimo round tra Simone Palla ed Emanuele Lombardi. Diamo lettura del verdetto. Vince ai punti l'atleta dell'angolo rosso. E vince i punti all'angolo rosso Simone Palla, autore di un grande incontro. E manda anche un bacio al pubblico
Continua a portar bene Sarroch al sedicenne che vince anche questa volta qui a Sarroch. Anche il 10° incontro di questa serata va a referto. Andiamo avanti con la categoria Elite. Si va avanti, allora si passa, o meglio, si ritorna alla categoria Elite, che vede i protagonisti e salire sul ring. All'angolo rosso Antonio Vacca dell'Accademia Pugilistica Sarroch sfida Enrico De Ligia della SD Gulsier Box, arbitro Cossu, giudici De Rosas, Venturo e Poerio. Incontro da 3 round da 3 minuti ciascuno. Antonio Vacca, 19 anni, 51 match per lui, uno dei più esperti indubbiamente, e la media di vittorie è impressionante perché di 51 match sono stati 40 quelli vinti, 8 persi e 3 pari, anche per lui 2 vittorie su 2 nel 2026. Enrico De Ligia invece 23 anni, quindi 4 anni più grande del suo avversario, di match ne ha disputati 14, di cui 5 vinti e 9 persi. Per lui un ritorno sul ring per un match ufficiale che mancava da ben 2 anni, quindi un match particolare. C'è tanta curiosità su questo 11° match, allora noi siamo pronti a vivere anche chiaramente il primo round con tanta curiosità. Comincia il primo round dunque tra Antonio Vacca, angolo rosso, ed Enrico De Ligia, angolo blu. Prende l'iniziativa qui Vacca con De Ligia che prova a reagire senza farsi intimidire dal suo avversario. Chiama lo stop qui Cossu, invitando De Ligia a alzare il capo. Si muove tanto qui De Ligia per non dare punti di riferimento a Vacca. E poi lo stesso De Ligia che prova a portare a spasso Vacca, che riprende in qualche modo il centro del ring senza subire particolari colpi, anzi provando anche a reagire con un destro-sinistro rapido. Ancora una volta Cossu interrompe per indicare a De Ligia di alzare la testa. Diretto mancino qui di Vacca con De Ligia che tiene a tratti la guardia più alta.
Bene qui Vacca che riesce in maniera piuttosto agile a liberarsi del suo avversario e soprattutto di una posizione a lui sfavorevole. E intanto finisce qui il primo round, un bel round tra Antonio Vacca ed Enrico De Ligia. Fuori secondi. Comincia il secondo round allora tra Vacca e De Ligia. Tanti colpi qui messi a segno da Antonio Vacca. Avanza qui De Ligia, indietreggia molto bene coi tempi giusti però Vacca, che poi contrattacca prendendo il centro del ring. Reazione di De Ligia che prova a chiudere il suo avversario e a continuare a colpire tutto destro. Vacca si libera anche senza l'intervento dell'arbitro Cossu. Montante a vuoto intanto di De Ligia. Destro intanto qui di Vacca, dritto sul volto di De Ligia. Avanza qui De Ligia, bene ancora Vacca in difesa a schivare i colpi dell'avversario che continua ad avanzare senza però riuscire a portare alla corda l'avversario, che anzi riprende lui il centro del ring per impostare l'attacco. Ultimi 10 secondi intanto di questa ripresa centrale. Secondo round che finisce così, e ora Antonio Vacca angolo rosso ed Enrico De Ligia angolo blu.
avanti. Terza e ultima ripresa. Comincia anche la terza e ultima ripresa tra Vacca e Deligia. Ultima ripresa che potrebbe essere effettivamente determinante nell'assegnazione o meno della vittoria. Avanza qui Deligia, bene però Vacca ancora una volta a liberarsi della pressione del suo avversario. Cosu fa notare a Vacca di aver colpito l'avversario con la parte interna del guantone. Intanto Deligia che quasi concede il lato a cui colpire a Vacca. Eccolo l'attacco di Deligia con Cosu che avverte il pugile all'angolo blu di non colpire la nuca. Buona qui intanto la schivata proprio di Deligia. Studia il colpo qui Deligia, trova poi però la risposta di Antonio Vacca, trattenuta, reitera 3-3-2, interrompe infatti Cosu. Ultimi 10 secondi, ancora Vacca che riesce a liberarsi della morsa di Deligia con Cosu che lo invita però a non roteare e alla fine finisce anche il terzo e ultimo round tra Antonio Vacca ed Enrico Deligia. Pugili al centro ring, pronti a conoscere l'esito del verdetto. Lettura del verdetto. Vince ai punti l'atleta dell'angolo rosso. E vince ai punti Antonio Vacca all'angolo rosso. E continua il suo 2026 più che positivo, terza vittoria su 3. Ha referto invece anche il ritorno sul ring per un match ufficiale di Enrico Deligia. Andiamo avanti con il
E intanto arriva il 12° incontro della serata, che vede protagonisti Davide Rais, angolo rosso. Siamo nella categoria Elite della Sesa Boxing. E sfida Antonio Manca della Gilser Box, arbitro Zanzi, giudici Poerio, Venturu e De Rosas. 3 riprese da 3 minuti ciascuno anche per loro. A Davide Rais 22 anni, 3 match per lui, 2 vinti, 1 pari, una vittoria nell'unico incontro di quest'anno per lui, ottenuta lo scorso 23 maggio a Decimo Mannu. Antonio Manca invece 21 anni, 2 match per lui, 1 vinto, 1 perso, anche per lui la vittoria è arrivata nello stesso appuntamento del suo rivale, ovvero a Decimo Mannu. All'angolo blu l'atleta Antonio Manca. L'incontro avrà 3 riprese da 3 minuti ciascuna. Si prepari a seguire l'incontro under 19 Montoni Mattia e Gabriele Contini. Comincia allora il primo round, che tra Davide Rais e Antonio Manca. E parte con un gancio sinistro, incontro di Rais. Ancora Rais a prendere l'iniziativa, poi bene Manca a portare l'avversario tra corda e angolo. Dal basso verso l'altro qui Davide Rais. Altro sinistro, alto destro, ancora Rais. Interviene Zanzi. Indica a Rais di aver utilizzato parte interna del guantone, si riprende. Trattenuta troppo reiterata qui per Zanzi, che infatti interrompe e invita Manca ad alzare il capo. Avanza ancora Rais, altra trattenuta, i due che si allacciano abbastanza facilmente. A vuoto qui il destro intanto di Rais. Prova qui Manca a portare all'angolo Rais, che però si libera subito e bene. Altra interruzione qui di Zanzi, che rinnova l'invito a Manca di tenere alto il volto.
Lo stesso Manca che invece si deve difendere dall'avanzata di Rice. Bene, ancora Rice qui. Avanza e prova a colpire, ma è bravo in questa circostanza Manca. Intanto mancano 10 secondi, chiedo scusa ovviamente, al termine del primo round, con Zanzi che tanto separa nuovamente i due. È il primo round che finisce ora. Fuori secondi. Comincia la ripresa centrale dunque tra Rice e Antonio Manca. Ed è proprio Davide Rice che prova subito ad approfittare di un momento di difficoltà di Antonio Manca, che aveva per un attimo perso il balance generale. È stato bravo Rice ad approfittare di quel momento, portando all'angolo Manca. Tutto braccio qui Rice, che poi deve subire la risposta di Manca, che schiva la controrisposta. Ancora molto bene Davide Rice, arriva con facilità al colpo. Qui Zanzi che dice a Rice di non roteare. Lui non solo non rotea, ma poi avanza prepotentemente verso Manca, portandolo alla corda. Poi è Manca alla fine a portare Rice in zona corda, mancando però il montante destro. Break chiamato qui da Zanzi. Sinistro di Manca che poi non trova il destro. Allora prova a lavorare di mancino. Rice in zona corda. Prova a rispondere col sinistro. Incassa poi il mancino di Manca. Altro break qui chiamato da Zanzi. Buon colpo qui di Rice, che sembrava aver completamente messo non prova a proprio agio Manca, che invece ha reagito alla grande dopo quel colpo. Non ha trovato continuità invece Rice. E intanto finisce anche la ripresa centrale proprio nel momento in cui si stava alzando il coro per Davide Rice. È spazio per ricaricare le energie in vista dell'ultimo round tra i due.
fuori secondi. Comincia allora la terza e ultima ripresa tra Davide Rais e Antonio Manca. Bene qui Rais che non solo si libera del suo avversario ma lo fa pericolosamente indietreggiare. Ancora Rais qui con baricentro basso, colpisce. La reazione di Antonio Manca, a vuoto il gancio sinistro di Rais. Trattenuta qui. Intervento infatti di Zanzi. Prova a tutto braccio ad andare Davide Rais. La risposta di Manca. Altro break qui chiamato da Zanzi. Avvio di terzo round piuttosto intenso. Ancora Manca che ora prova a sfogare tutte le energie. Ancora un altro sinistro di Antonio Manca, destro invece di Rais. Bene ancora Manca che mantiene Rais in zona corda, prova il pugile all'angolo rosso a reagire. I due riprendono il centro. Time chiamato qui da Zanzi. Si riprende subito. E qui Manca quasi fa da ariete verso Rais, portandolo all'angolo. Intanto ultimi 10 secondi. Chiama il break, Zanzi si riprende a combattere. Ultimi istanti. I due che si trattengono. Altro break chiamato da Zanzi. Terzo round infinito. E finisce così tra Davide Rais e Antonio Manca. Bell'abbraccio tra i due. Bell'incontro, la verità, tra Davide Rais e Antonio Manca. Forse meglio il pugile all'angolo rosso nei primi due round. Molto molto bene Antonio Manca invece in questo terzo round. Allora tanta curiosità per conoscere chi l'avrà spuntata. Diamo lettura del verdetto. Vince ai punti l'atleta dell'angolo rosso. E vince ai punti all'angolo rosso Davide Rais. Questo è l'esito del 12° verdetto della serata. Intanto siamo pronti ad assistere e soprattutto a presentare il 13° nonché penultimo incontro di questa serata qui a San Roque
che vedrà protagonisti Mattia Montoni e Gabriele Contini. Torniamo nella categoria under. E siamo nella categoria under 19. Mattia Montoni della SD Guspini Box, Gabriele Contini invece dell'SD Gilser Box. Arbitra Venturu, giudici Cosu Pueri e De Rosas. 3 round da 3 minuti ciascuno. La durata dell'incontro: Mattia Montoni, 17 anni, 4 match per lui, 3 vinti e 1 perso. Secondo appuntamento qui a San Roque per lui, che nel mese di marzo trovò la vittoria. Gabriele Contini invece pari età, quindi 17 anni, un solo match per lui perso. Ritorno dopo poco più di un anno sul ring per un match ufficiale. Vedremo se al suo ritorno troverà subito la vittoria. All'angolo blu l'atleta Gabriele Contini. L'incontro avrà 3 riprese da 3 minuti ciascuna. Giudici Cossu, De Rosas, Coelho. Prima ripresa. Comincia allora il primo round tra Mattia Montoni, angolo rosso, e Gabriele Contini, angolo blu. Interviene subito qui Venturu con un primo break. Prova ad affondare qui il colpo Contini. Stavolta invece è proprio Montoni a prendere l'iniziativa. Bene qui Contini che si libera dalla sua posizione sfavorevole. Cambia uno stop qui Venturu, invitando a non tuffarsi. E due ancora Venturu ad intervenire, stavolta per invitare i due a tenere alto il capo.
Ultimi 10 secondi intanto, in questo primo round tra Montoni e Contini. Primo round che finisce ora. Ricordo, penultimo incontro di questa serata. Siamo ormai al 13° dei 14 incontri totali. Questo quinto trofeo città di Sarroch che si chiuderà domani con i quarti di finale della categoria sparinghio. Abbiamo già visto 4 qualificati questa sera nella prima parte della serata, con i giovanissimi che sono saliti sul ring e hanno staccato il pass dagli ottavi ai quarti di finale. E domani allora ritorneranno qui agli ex campi da tennis di Via al Mare di Sarroch per provare a continuare il loro percorso e a cercare di trovare semifinale e finale. Intanto si riprende con il secondo round tra Mattia Montoni, angolo rosso, e Gabriele Contini, angolo blu. Subito l'intervento di Venturu a separare i due. A voto il montante di Montoni. Allora cambia strategia, quasi cinturando per il caschetto l'avversario. E poi riuscendo anche a trovare bene gancio montante. Poi Contini che cerca di ingabbiare il suo avversario, che però si libera bene. Buono qui il colpo andato a segno di Contini. La risposta poi di Montoni che arriva, non si fa attendere con sinistro-destro, poi ancora una volta braccio reiterato. Venturu separa infatti i due chiamando break. Ultimi 10 secondi intanto. Bene qui Montoni proprio sullo scadere negli ultimissimi istanti di questo secondo round.
fuori secondi. Terza ripresa. Comincia anche l'ultimo round dunque tra Montoni e Contini. Ricordo ancora siamo nell'Under 19. Mentre chiuderà la serata poi il match Elite tra Federico Santarpia e Federico Carta. A vuoto qui il colpo di Montoni, allora risponde Contini con decisione e Venturu a interrompere l'azione d'attacco. Bene poi Montoni. Contini che mantiene il centro e poi prova a colpire. Avanza Montoni, Venturu interrompe per segnalare a Contini di tenere alta la testa. Poi qui bravo Contini a trovare un grande destro sul caschetto, poi sul costato di Montoni. I due che si afferrano e roteano al centro del ring. Venturu ferma subito. E poi Montoni avanza, colpisce, poi cerca di capire come continuare il suo attacco verso l'avversario. Ferma tutto qui Venturu dopo che Montoni aveva trovato due colpi molto interessanti. Anche conteggio qui addirittura di Venturu per Contini. Si può riprendere senza problemi. A vuoto il destro a tutto braccio proprio di Contini. Venturu che lo invita a colpire con la parte corretta del guantone. Intanto è finito anche il penultimo incontro della serata tra Mattia Montoni e Gabriele Contini. Allora in attesa di conoscere il penultimo verdetto della serata, vi confermo, vi rispoilerò quello che sarà l'ultimo incontro della serata tra Federico Santarpia e Federico Carta per la categoria Elite, con il quale si chiuderà questa prima giornata del quinto trofeo Città di San Roque. Diamo lettura del verdetto. Vince ai punti l'atleta dell'angolo rosso. E vince Mattia Montoni all'angolo rosso. Questo è l'esito del verdetto, il 13° della serata.
E presentiamo subito anche gli ultimi protagonisti che sono già pronti a bordo ring. Si tratta di Federico Santarpì, angolo rosso dell'Accademia Pugilistica Sarroc, sfida Federico Carta invece della SD Sardana Box. Arbitro sarà Poerio, giudici Zanzi Venturu e De Rosas, per un incontro della durata di 3 round da 3 minuti ciascuno. Ricordo ancora, siamo nella categoria Elite. Ok, prima di metterci, di fare l'ultimo incontro, facciamo salire l'assessore allo sport del comune di Sarroc. Intanto anche l'assessore allo sport del comune di Sarroc, prima dell'ultimo match, per qualche dichiarazione, l'applauso del pubblico e queste le sue parole. Porto i saluti da parte di tutta l'amministrazione comunale e parto con i complimenti. Complimenti ai ragazzi per il livello che hanno portato stasera, ci siamo veramente divertiti. Complimenti all'Accademia Pugilistica per l'organizzazione eccellente di questa serata, ci sarà anche domani, però vorrei sottolineare un aspetto. Oggi vorrei sottolineare il livello di sportività che ho visto. Vi devo fare veramente i complimenti a tutti, a tutto il movimento, perché non è veramente tanto sport, tanta competitività sana e siamo veramente contenti. Grazie, buonasera a tutti, anche per me è un grande davvero onore essere qui in questa bellissima manifestazione che ormai è diventata insomma una certezza del panorama pugilistico regionale. Anche io come l'assessore mi associo ai complimenti insomma ad Andrea, all'Accademia Pugilistica Sarroc per il grande lavoro, per l'impecabile organizzazione. Complimenti davvero ai pugili, agli atleti che hanno fatto davvero dei match bellissimi di alto valore tecnico. Chiaramente porto anche i saluti del comitato. Il comitato è vicino alle società perché conosce il grande sacrificio che ogni giorno voi portate avanti come palestre, come tecnici appunto nella vostra attività quotidiana. Quindi davvero un grazie del comitato, noi siamo qui per aiutarvi a crescere. Quindi grazie e buona serata a tutti. Queste dunque le parole dell'assessore dello sport del comune di Sarroc, ad anticipare l'ultimo incontro della serata, che come anticipavamo sarà tra Federico Santarpì, 26 anni, 7 match per lui, 4 vinti e 3 persi. È un ritorno sul ring per un match ufficiale dopo ben 15 mesi. Federico Carta invece 21 anni, 9 match per lui, 6 vinti, 2 persi e 1 pari. Arriva da 3 vittorie consecutive. Ci sono ben 5 anni di differenza tra i due. Match dalle diverse sfumature. Allora, tanta curiosità chiaramente per uno dei match più interessanti della serata, che andrà proprio a chiudere ufficialmente questa prima giornata del quinto trofeo Città di Sarroc. Pugili sul ring, pronti a dar vita al primo dei 3 round da 3 minuti ciascuno.
Comincia allora il primo round tra Federico Santarpia, angolo rosso, e Federico Carta, angolo blu. Subito tanti colpi ravvicinati e in serie, in sequenza tra i due. Chiamato lo stop qui, Poerio. Occhio qui perché Carta quasi carica Santarpia, che ha rischiato di finire di sotto. Fortunatamente senza conseguenze, si può riprendere. Altro break qui chiamato da Poerio. Avanza Santarpia, poi trova la risposta di Carta. Altro break ancora una volta, urlato dall'arbitro Poerio. Ancora Santarpia che rischia di perdere l'equilibrio con Carta che continua a colpire. Poerio nuovamente ferma tutto. Avanza Carta che trova tanta dinamicità nell'attacco portato su Santarpia, tanto da far quasi perdere sempre l'equilibrio all'avversario. Tanto vuoto il montante sinistro proprio di Carta. Testa alta, dice Poerio a Carta. Si può riprendere. Montante sinistro stavolta a segno di Federico Carta. Poerio stavolta indica a Santarpia di non roteare. Ultimi 10 secondi intanto in questo primo round. E stavolta qui è Carta a finire per terra. Sempre meno grip sul ring qui a San Roque. Intanto è finito il primo round. Secondi. Seconda ripresa. Secondo round che comincia tra Santarpia e Carta. Prova a usare il montante Santarpia, non riesce, ma comunque avanza verso l'angolo. Invitano Carta a non far ragionare Santarpia. Questo è il consiglio che arriva da bordo-ring. Il secondo break nel giro di pochi secondi chiamato da Poerio.
Avanza Santarpia che poi trova la risposta con gancio sinistro di Carta. Avanza Santarpia. I due si allacciano, poi richiama break. Tanti colpi per Santarpia. Poerio ferma. Altro abbraccio reiterato e Poerio chiama subito break. Bene qui Santarpia che infatti fa saltare in piedi tutto il suo team a bordo ring. Tanto ultimi 10 secondi. Forte ancora Santarpia col destro, poi Carta prova a reagire col sinistro. Finisce il secondo nonché penultimo round dell'intera serata. Fuori secondi. Terza e ultima ripresa. Comincia l'ultimo round della serata con Carta che parte subito forte e all'attacco su Santarpia. Ancora Carta che va veloce verso l'avversario con Poerio che si deve spostare. Ha preso quasi di sorpresa pure lui. Ancora Carta che prova a portare Santarpia verso l'angolo. Break chiamato da Poerio, si riprende a combattere. Sinistro fortissimo qui di Carta su Santarpia con Poerio che ferma tutto. Santarpia evidentemente non se n'era accorto, ha continuato a colpire. Ancora Carta che ascolta i suggerimenti dei suoi allenatori, chiudendo di fatto l'avversario in un angolo. Santarpia poi però in questo caso è bravo a colpire l'avversario con Poerio che aveva ancora interrotto e Carta continua a utilizzare la sua strategia di limitare i movimenti di Santarpia portandolo in uno degli angoli del ring. Dinamica che si ripresenta, altro abbraccio, Santarpia colpisce poi. Stavolta non interviene Poerio, allora
Si continua, arriva ora il break di Poerio a separare i due, si riprende. Sinistro fortissimo qui di Carta. Santarpia tenta la risposta col destro, prima però arriva il break di Poerio. Diretto di Santarpia, abbraccio reiterato tra i due, poche le energie rimaste e le dovranno spendere tutte negli ultimi 10 secondi. E finisce così. Tra Federico Santarpia e Federico Carta finisce anche l'ultimo incontro della serata e noi ovviamente attendiamo l'ultimo verdetto di questa prima giornata del quinto trofeo città di Sarroch. Pugile a centro ring, si attende solo la lettura dell'ultimo verdetto. Diamo lettura del verdetto. Incontro pari. E l'incontro è pari tra Federico Santarpia e Federico Carta. Questo l'esito dell'ultimo verdetto della serata. Una grande serata di box, come sempre sugli schermi di Directa Sport qui da Sarroch, in questa doppia serata organizzata dall'Accademia Pugilistica Sarroch. Io vi ringrazio ovviamente per essere stati con noi in questa splendida serata. Vi rimando naturalmente ai nostri profili social di Directa Sport per non perdervi nessun appuntamento. Un ringraziamento va al nostro Pierpaolo Agattau per le immagini. Un saluto da Francesco Pala, linea alla regia.